Il lockdown penso che non possa essere sostenibile e quindi io mi auguro che non si vada in questa direzione. Non ha dubbi, a pochi minuti dall'elezione presidente degli industriali di Padova e Treviso, votato dal 96,5% degli imprenditori, Leopoldo Destro. Guiderà Assindustria Veneto Centro per i prossimi 4 anni. Un'elezione condizionata dal Covid, con l'assemblea generale in parte privata e in collegamento da remoto e il voto su piattaforma protetta. Il primo presidente della più importante Confindustria del Veneto, la seconda d'Italia, 3.500 imprese, 170.000 collaboratori, fa il punto sulla situazione presente. Le aziende avevano reagito, le perdite si erano ridotte nel terzo trimestre con il ritorno alla produzione. Sempre purtroppo con il segno negativo, perché non dimentichiamo questa pandemia nel primo trimestre ha avuto un impatto importante per le nostre aziende. Il segno rimane negativo, ma è in miglioramento rispetto al semestre precedente. Chiaro che ora con questo nuovo aggravarsi la situazione è tutta in divenire. Nonostante tutto, le imprese guardano avanti. I punti su cui lavorare per il neopresidente, 47 anni, seconda generazione dell'impresa di famiglia, sono questi. Penso che i temi della digitalizzazione, della sostenibilità, del capitale umano, dell'Europa e dell'internazionalizzazione e delle infrastrutture sarà fondamentale da affrontare e dovremo avere la forza di affrontarlo in maniera competente a fianco a tutti i nostri imprenditori.